Ciao a tutti, amiche ed amici, e bentornati sul mio canale. Non sto guardando in camera perché sto in realtà copiando il link alla diretta su tutti i canali e così tutti sapranno che sono in diretta e che fra pochissimo, arriveranno anche gli ospiti. Come va? Adesso vi apro qui, così vedo anche le domande che state facendo. Oh, ciao Stefano Arianna, ciao Filippo Valentini, ciao a tutti, come va? Allora, copio il link della diretta anche sul mio canale Telegram, così anche loro lo sapranno. Lo invio alla chat. Ecco qua. Perfetto. Ok ragazzi, allora come va? Siamo qui, sono ancora soletto e vi saluto nel frattempo. Avrete domande da fare. Ciao Luca, ciao chitarrista 79, ciao Armando Ardito, ciao Raul, ciao la delizia di Raffi, ciao Giovanni Licastro, ciao Tania Doré, ciao Firmani Giuseppe. Ho paura di beccare quello che trolla su Instagram, che crea dei nomi tipo quelli di Bart Simpson. Salutami Dina Mutan, ciao Mutandina. Ciro Di Bernardo, ciao Vincenzo 59, Francesca Pignalosa, ciao Gabriele Pavone Official, grande 80% di idratazione. Vi sto perdendo, ok. Ciao Luca Bellanca, ciao Igor Ferrarese, ciao Ivan Toscano, Susi, ciao Susi, come va? Stefano, ciao Gianni, ragazzi siete tantissimi, non ci credo. Ciao Giuseppe, Simona La Rotonda, non riesco a starvi dietro, siete una marea. Ciao Mauro, ciao Nico, Salvio Napolitano, ciao Salvio, ciao Diego, Mauro, Orazio, Daniele, siete tantissimi stasera. Ragazzi, è un onore stare qui con voi e sapere che siete in tanti e che, niente, che ci seguite. Vabbè, diciamo le cose come stanno. Sicuramente siete in tanti perché oggi è un giorno particolare, una diretta speciale. Ci saranno tra poco degli ospiti che ci raggiungeranno. E gli ospiti li conoscete già, sono Antonio Malati di Pizza e Vincenzo Viscusi. Chi sono questi due loschi figuri, questi due personaggi? Sono due ragazzi che stanno spaccando internet, proprio la stanno rivoltando come un calzino con i loro video. Ovviamente parliamo di pizza, noi siamo pizzaioli amatoriali, facciamo le pizze in casa e loro le fanno particolarmente bene. Non so se avete visto i loro video, ma immagino di sì, se siete così tanti, perché ci sono anche quelli che seguono Antonio e Vincenzo, e vi siete resi conto che siamo di fronte a due youtuber con la Y maiuscola. Stanno davvero spaccando, la qualità dei loro video è fantastica e ovviamente quello che fanno vedere è un contenuto di altissimo livello. Ovviamente non sto parlando bene per far vedere, perché poi cioè, in realtà noi ci odiamo e ve lo dimostreremo una volta che loro entreranno in diretta. Nel frattempo leggo qualche domanda. Ciao Matteo da Verona, Domenico, Tania. Oh mio Dio ragazzi, siete davvero in tanti. Non so come fare, siete in troppi. Ciao Paolo, ciao Ivan Toscano, Francesco Vitti, Salvio. Vabbè, qualcuno mi chiede di mia figlia. Non c'è. Oggi non è disponibile, purtroppo non può venire. Vediamo un po'. Allora, quindi oggi fondamentalmente parleremo dei nostri video, il video che ci ha visti virtualmente insieme. In realtà non abbiamo fatto un video insieme, ma 3 video in cui ci siamo sfidati, o meglio, io stavo bene dove stavo, non volevo essere sfidato, ero proprio a farmi i fatti miei, a fare i miei video, le mie cose, quando mi è arrivata sta cosa qua.
mi è arrivata sta sfida da sto Antonio, che conoscevo per i video, mi contatta, mi fa, senti, io ti voglio sfidare. Dice, ma come sfidare? Sì, ti voglio sfidare perché dobbiamo stabilire chi è il pizzaiolo casalingo più bravo. Dai. Poi in realtà ho cominciato un po' a farmi sotto la paura. E niente, poi ha messo in mezzo pure a Vincenzo, poi in realtà abbiamo parlato, dicevo, ma no, tanto è una cosa così, ma figurati se è veramente un challenge, figurati se è veramente una gara. Io proprio come un fessacchiotto ci sono cascato, ho detto, ah, boh, allora la metto più sulla storia che sulla pizza, e quindi infatti, come avete visto nel video di Antonio, ho fatto, in realtà lui si è impegnato davvero, e ha fatto una pizza con i contro, come si dice. Ragazzi, attenzione, c'è qualcuno che sta per entrare. Signori, ecco a voi, Vincenzo. Mi scusi. Ciao Vincenzo. Mi senti? Ah, si sta connettendo via audio. Eccolo qua, però non ti sentiamo. Vediamo un po'. Ti vedo ma non ti sento. Tu mi senti? Mi dice Vincenzo is connecting to audio and can't hear you yet. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Dovreste vederlo. Non ti sentiamo. Ah, sei su mute. In basso c'è il tastiere. Esatto. Grande, benvenuto okay. Vincenzo. No, non imparerò mai ad usarla questa cosa. Ma io non li posso vedere i commenti? No, mi sa di no. No, dovresti collegarti sul video che sta andando. Enza, mi dai il... Ah, da qua? Non ci posso credere, c'è pure una Enza. Che onore, sì. Che onore. Buonasera, buonasera. Enza, saluta veloce. Buonasera. Allora. Ah, io mo posso andare sul tuo canale YouTube, Gigi Ottana. Ho appena fatto la storia, per quello ci avevo messo un pochino... Ah, attenzione, attenzione, fermi tutti. C'è un altro ingresso. Signore e signori, ecco a voi Antonio Malati di Pizza. Ok. Ma perché si vede il mio capocchione? Perché in realtà questo è ciò che è andato in onda 30 secondi fa, perché c'è un lag. Ciao! Chi parla si vede. Antonio, benvenuto, benvenuto a casa Gigio. Faccio sempre tardi, faccio Gigio, perdonami. No, ma figurati, io arrivo prima, io mi collego un quarto d'ora prima, stai senza pensieri ed ecco questo è il risultato, vedi? Sei una persona poco affidabile. Ma guarda, me ne ero accorto, ma quando mai ragazzi, noi facciamo questo video soltanto per divertirci, ma figurati se facciamo la gara, ragazzi, sei l'unico che l'ha preso sul serio. Ma veramente... Sì, ma per forza, ho lanciato io la sfida, ma ti pare? Io sta cosa me la lego al dito, veramente, perché diciamo, me l'ho buttata un po' lì, ecco, non vuole essere una scusa, per insomma... Esatto, io mi sono concentrato più sulla qualità del video, insomma, della storia fondamentalmente, questa storia con mia figlia, tu invece proprio sei andato dritto al cuore, ecco qua, e mi hai fregato. Per forza. Oh, ma poi la cosa bella è che ho provato in tutti i modi a contattare Tony Tammaro per fare quel siparietto iniziale lì. Niente. Non c'è stato verso in nessun modo. Ma non hai capito, io pensavo, ho detto... Cioè, pensavo che fosse stata un'idea ancora più figa, perché siccome la nostra pizza era appunto improponibile con gli ingredienti, ho detto, secondo me Antonio ha contattato Franco Pepe, perché poi lui che cosa fa Franco Pepe? Ci dice, no, guardate, gli ingredienti che in realtà avete utilizzato sono un po' come nella nascosta, no? Questo fatto che voi andate a far capire il messaggio che tutto può andare sulla pizza se si ragiona, eccetera, eccetera, mentre invece ha contattato Tony Tammara. Cioè, una cosa... Il famosissimo esperto di pizza, tra l'altro. No, ma con tutto il bene con per Tony Tammaro, ma che c'entravamo in quel momento con la pizza? Ma non lo so, però quando si parla di maestro, per me il maestro è uno e basta. Certo, è Tony Tammaro. Famosissimo. Pizzeria Tony Tammaro. Raga, provo un attimo a collegare le cuffiette, vediamo se funzionano. Scusatemi. Ma figurati. Cioè, questo... Vincenzo lo sa, quando io faccio queste robe, con me è sempre un disastro.
abbiamo provato qualche volta a fare le Ho dirette. visto la diretta sul Conte l'altra volta, che combinato per andare in diretta. 3 ore, nonna, zia, uno po'. Sono? Ti sentiamo? Puoi parlare? Ti sento solo a sinistra. No, ma ti sento veramente male, se ti sento vattato. Aspetta. Adesso? Allora, un attimo solo, facciamo una cosa, io faccio un appello. Ragazzi e ragazze che ci seguite, vi prego, seguite Antonio, andate lì, guardate i suoi video, cliccate sulle pubblicità, perché così facciamo aumentare la monetizzazione e finalmente si può accattare un paio di cuffie decenti e un microfono vero, così finalmente i suoi video avranno un audio decente, diciamolo. È vero, è vero, è vero. È il mio tallone d'Achille, assolutamente. Facciamo un appello, guardate sui video e fate aumentare queste visualizzazioni e cliccate sulle pubblicità. Lo so, non dovrei dirlo perché YouTube mi banna, però è veramente un atto d'amore a questa produzione di questo ragazzo, perché l'audio non si può sentire, diciamo la verità. Scusami, te lo dico col cuore. Ah, ecco qua. Ho detto. Raga, ma adesso come mi senti? Adesso ti sento meglio, sembri che stai parlando da un bagno, però va bene lo stesso, ti sentiamo. Ragazzi, lo sentite? Cioè, ve lo chiedo. Ragazzi, ci sta un amico da New York che ci scrive, si chiama Cemo Gemo e ci chiedeva di salutarlo. Lui ha un canale, è un canale che sta crescendo. Lo saluto e ragazzi andate a visitare, fa delle ricette, credo che siano in lingua inglese, forse anche qualche ricetta in italiano. Ciao! Ciao! Allora, c'è Peppe che ci scrive, ma come vi siete uniti? Allora, secondo me in realtà tutto è nato dal fatto che Antonio voleva farmi uno sgambetto. Dice, guarda, allora, secondo me Gigio ci possiamo fregare i suoi utenti, quindi mo lo sfido, lo batto, così tutti quanti vengono da me. Secondo me non gli è bastato rubare la ricetta, metodo combo, voleva anche voleva infierire. Esatto. Vabbè, ma la cosa che ho rubato la ricetta me lo dicono tutti quanti, tutti. Ma perseverare è diabolico, tu mi hai fatto i video del pane. Ma vuoi sapere una cosa? Tra l'altro, sapete che cosa mi dicono? Mi dicono, sì, bravo, è facile copiare le ricette di Civitiello. Pure a me. Ma quello è sta prima di Civitiello. No, tu l'hai copiato perché sei andato indietro nel tempo, hai guardato, anzi è andata, esatto, e l'hai fatto. Ma comunque, ragazzi, ci sono un po' di domande, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Ma davvero siete in tanti, ragazzi, siete in tanti. Io vi ringrazio, siete davvero, cioè veramente mi fate commuovere. Ma se accendo il PC le vedo pure io le domande, giusto? Sì, le vedi pure tu, devi collegarti al video e togliere l'audio, perché sennò senti il video di 30 secondi fa, un minuto fa, tipo Ritorno al futuro. Allora, mi devi togliere una curiosità, Antonio, ma quei tuoi video vecchi, quelli là che ma li hai tolti, li stai rimettendo, come funziona? Sto facendo un casino, se ti devo dire che cosa sto facendo di preciso non lo so, però ogni tanto ripubblico qualche video vecchio e lo faccio uscire per poco tempo, quindi chi mi segue su Instagram lo sa, cioè io faccio uscire questi video e li faccio uscire per tipo 2 o 3 giorni a seconda di come mi sento e poi dopo li ricancello, non lo so perché. Ok, ragazzi, aspettate, ho messo questa gallery view così ci vedono tutti e tre contemporaneamente. Grazie per il suggerimento, Daron Leonardi, perché prima vedevano soltanto il... Assa Famaron, mi posso sparare le pose adesso. Ah, vedi? Che fai? Che combinati? No, allora. Settare, ecco qua che ci vedevano tutti e tre. Perfetto. No, te lo chiedevo perché io sono davvero bravo per vedere quei video in cui ti dici ciao, sono Antonio. Ti adoro. Non è che ce lo puoi fare. Ciao, io sono Antonio e sono un malato di pizza. Beh, bellissimo. Tu, ti giuro, ti registro e ti metto come suoneria sul cellulare. Ma è pessimo quella roba. E ragazzi, intanto scusatemi, io sto un po' trafficando qua, che sto preparando il set perché ho una pizza da fare con Salvatore Leoniello e c'è un casino, quindi ogni tanto mi sposto.
No, figurati, fai come se fossi nella tua cucina, insomma, alla fine là sta. Bravo, iPhone ZR, hai capito tutto. Anche tu, Marco Fishing, bravi ragazzi. Bravi. L'hanno detto. Bravo Eurofighter, tutta la gente che vi supporta. Sì. Come È sta solo a storia? te. Che sta storia dell'iPhone? Vincenzo, non vuoi fare più l'avvocato, vuoi fare solo pizza? No, raga, ma non l'ho mai fatto l'avvocato e non penso che lo farò mai. Cioè, diciamo, ormai, ragazzi, la sua reputazione è calmata, un po' fuori l'avvocato. Cioè, lui sarà per sempre il pizzaiolo, mi sembra ovvio, no? Cioè, Sì, no, ma infatti. Ci pensi, va tipo in tribunale e allora Stefano pure sullo pezzo. Stefano Arianna dice una bella cosa, Master Pizza e voi come giudici, sarebbe una figata assurda, voglio. Sì, ma che referenze abbiamo per fare i giudici noi tre? Nessuna, in perfetto stile italiano, quindi siamo perfetti. nessuna competenza, beh, in effetti. Poche competenze, molte responsabilità, in perfetto stile italiano. Mi sembra giusto. Ragazzi, com'è nata la vostra idea di pizza? Vincenzo? L'idea di pizza... Ah, ok. Allora, praticamente, ho pensato, quello alla fine, che poi è lo stesso ragionamento che era fatto pure Antonio, alla fine per una pizza tu devi avere sempre un elemento croccante, cioè avere, fra virgolette, diverse consistenze e diverse temperature. Quello era il concetto poi carino, ma è quello che hai fatto alla fine pure tu, Gigio. Quindi mettevi il croccante, da che cosa lo potevi ricavare? Io ho fatto, vabbè, con l'avocado che ci posso fare il guacamole, perché è stata una scelta abbastanza veloce. Poi ho detto, vabbè, ci devo mettere un elemento croccante. Qual è la morte del guacamole? Allora ho pensato al fatto dei nachos, che però sono venuti molto più belli quelli di Antonio. Per la panna, io ho pensato, in realtà volevo fare proprio la stessa cosa di Antonio, però volevo farlo un pochino pochino più densa rispetto alla tua, però ho detto, io già ho fatto quella mezza zingarata di fare di prendere la farina di ceci invece dei ceci proprio per fare i nachos. Ho detto, mo se faccio pure sta crema al parmigiano mi ammazzano perché dicono, no, è barato, eccetera. E allora ho io detto, invece l'ho fatto. vabbè, ma tu sei ancora peggio di me, quindi senza guardare in faccia a nessuno l'hai fatta. No, e comunque questo alla fine era anche abbastanza cioè, sarò di parte, era tutto sommato anche abbastanza buona. Era una pizza fresca, veramente sembrava una pizza estiva, però non l'avrei ovviamente mai ordinata. Esatto, ma poi ho visto i video, no? Io e te alla fine abbiamo detto le stesse cose. È una pizza buona, ma perché il sapore era quello. Vabbè. Il sapore, meno male, secondo me era quello. Facciamo il metodo triplo padella cannello. Io l'ho fatto già. Gigio, ma pure tu l'avevi fatto il fatto del cannello? Sì. Un paio di video col cannello. È carina. Secondo te perché? Perché ho fatto il video col cannello? Ma tu lo copi, scusami, questa è la differenza. Dicevi, scusami? Ok, Gigio, raccontaci adesso la tua, com'è nata. No, prima di passare la mia, se mi permetti, volevo chiedere una cosa. Com'è la storia degli Aztechi? Perché c'è un perché ho messo... No, allora guarda, ho messo Wikipedia, ho messo guacamole, ho detto fammi raccontare un aneddoto per questo cavolo di guacamole. E diceva gli ingredienti del guacamole, poi diceva no, però gli aztechi, perché questa salsa risale appunto agli aztechi, la facevano solamente con avocado e lime. Ora io, non potendo utilizzare gli altri ingredienti per il guacamole, perché dovevo utilizzare solamente l'avocado, non ci potevo mettere anche i pomodorini, le cose, eccetera, perché sennò appunto poi dopo andavo a utilizzare altri ingredienti. Quindi per attenermi alle regole della sfida mi sono inventato sta cosa. Ho detto, per farla proprio tradizionale come gli aztechi vorrebbero, la facciamo proprio così, molto semplice. No, perché ogni volta che gli facciamo il guacamole un azteco muore, anche se già... Certo! È ovvio. No, la mia pizza com'è nata? La mia pizza è stata proprio buttata lì, perché abbiamo i ceci e abbiamo l'avocado. Ho detto, quella è la cosa, proprio la soluzione più telefonata.
vabbè, ma scusami, una salsa di avocado. In realtà volevo fare qualcosa di più elaborato, ma poi in realtà ho detto, ma perché devo fare queste cose così complicate solo per far vedere che faccio la cosa complicata? Magari la cosa semplice vince. Poi mi sono dovuto basare sul fatto che comunque a mia figlia non piacciono i gusti complicati e quindi fare una roba magari troppo elaborata avrebbe contribuito a Ma fare... infatti, Gigio, secondo me se tua figlia avesse assaggiato la mia pizza non le sarebbe piaciuta, perché comunque è già un gusto un pochino più spinto. Secondo me alla fine là c'era la crema di ceci, almeno da come sembrava, che secondo me era, cioè, era buona poi fondamentalmente. Mo' al di là che puoi avere avuto i problemi iniziali con la sacca a poche, le strisce che erano un pochino più doppie di quelle che pensavi. Secondo me comunque se ci pensi ti dico una cosa, ogni pizza nostra, ironia della sorte, secondo me aveva un sapore dominante, che nel mio caso era l'avocado, nel tuo secondo me era la crema di ceci. Anto, io secondo me nel tuo, considerata la squintalata che ci hai messo sopra, sei sicuro che il sapore dominante non era quello del, non dico della panna, del formaggio comunque? Che tu ci hai messo una fetta di mozzarella a crudo. La crema sopra. La mozzarella era perfetta. Se ti devo dire la verità, era l'avocado che era Pure a leggermente te l'avocado, ok. sbilanciato. Sì. E poi, tra l'altro, parlando della pizza di Gigi, che era la più semplice, siccome la giudice era mia nonna, io ero sicuro che avrebbe vinto la pizza di Gigi. Io ero convinto. Adesso non diciamo chi ha vinto. Hai già spoilerato. No, ma dai, non ho detto nulla, ho detto soltanto che era sicuro, per me era sicuro che avesse vinto quella lì di Gigi. Ok. Invece la tua, com'è nata la... Oh, tu sai, Antonio? Antonio! Scusami, ti avevo perso per un attimo. Sto preparando il set, ve l'ho detto, ragazzi. E la tua com'è nata invece? Il concetto alla base della tua pizza? Praticamente la stessa roba che ha pensato Enzo. Poi è la verità, io copio tutto, lo sappiamo, no? Ho copiato il metodo combo, ho copiato il pane quello lì senza impastare. Potevo mai non copiare pure quella pizza della sfiga? Sì, mi sembra giusto. E l'unica cosa che ho fatto, a differenza di Enzo, è di dare il sapore di mais pure all'interno dell'impasto. Questo dalla mia pensata. Per questo ho aggiunto il mais all'interno dell'impasto e l'ho fatto croccante. Ho fatto una specie di sandwich di nacho, giusto? Una base proprio simile a un nacho con la farina di mais. E poi l'altro nacho era praticamente questo qui fatto con i ceci. Cioè tutto quello che ha fatto Antonio poi essenzialmente, signori, è peggiorare la pizza poi fondamentalmente perché ha fatto una roba secca. Cioè Antonio quando non copia ed esprime la sua creatività rovina la pizza. Peggiora. E come dicono vai. Prossima sfida come la fate, dicono. Aspetta, giusto per dire una roba. Ma non esiste soltanto la pizza napoletana. Io amo la pizza napoletana, il mio primo amore, ma esistono un altro miliardo di pizze e sono tutte buone. Io dico no al razzismo sulla pizza. No. No, e faccio così perché ora mi stai facendo perdere almeno il 40% delle persone che ci stanno seguendo. Aspetta. Recupera in qualche modo, recupera. L'impasto di Leoniello. Ok, ha recuperato, dai. Non ti devi sbilanciare in questo modo, non ti puoi sbilanciare così. Allora, domande. Vincenzo Antonio, siete di Caserta? Sì, siamo di Caserta entrambi, io del centro e lui di Santa Maria a Vico. Quindi pure questo stava copiando Antonio. Leggi pure la strada dove vivo. Santa Maria a Vico, cioè comunque è grande. Sono due strade, Santa Maria a Vico, due strade che si incrociano, basta. Ragazzi, vedete il fumo della pizza, là è casa di Antonio, è facile. Esatto. Vediamo un altro po' in realtà sono troppe domande. Mario, sulla pizza fritta non c'è partita, mi sa che distraccio, è inutile che la iniziamo nemmeno. Manco cominciate con la pizza fritta. Ma tu non l'hai fatto ancora il video con la pizza fritta, Gigi? Non l'ho fatto. Allora fammi sapere quando lo fai così ti copio. Se non lo fai prima tu, Antonio non lo fa, quindi muovici. No, poi la pizza fritta, Gigio, pensaci, falla veramente perché, cioè, per i tuoi utenti è perfetta perché appunto veramente la puoi fare a casa. È vero che ti metti in pozione in tira una cucina, però... È la pizza preferita di mia nonna. Pure una delle mie preferite. Dipende. Qualche esperimento l'ho fatto. Io ho fatto i cannoli
fritti, i cannoli di impasto fritti e poi guarniti con... no, sul mio Instagram, uno dei primi esperimenti che ho fatto quando avevo preso il Rockbox. Dici tu che c'entra il Rockbox? No, per contestualizzarli, c'entra niente, non c'entra niente. Pizza integrale, nessuna ricetta. Ragazzi, dobbiamo copiarci la ricetta. Io ho fatto una... Ce l'ho! quella con tipo 1. Ce l'ho! Ma quando mamma fa vedere che ce l'ha, cioè come abbiamo detto, capì che vuole fare, qual è la cosa psicologica, fa vedere che ce l'ha, così quando poi ci copia dici no, io l'ho annunciato l'8 La maggio. proviamo pure, dai, la proviamo pure. La proviamo pure, vabbè. Sfida pizza con ananas. No, ragazzi, no. Io sono apertissimo a tutti i tipi di pizze, però quella con l'ananas mi sono rifiutato di provarla, per una questione proprio di... non so, Etica. Quando andasti da Pepe già la fece la nascosta quando hai fatto il video da Pepe? No, non c'era. Non c'era ancora. No, e là la mia famiglia si sarebbe proprio rivoltata. Già trascinarli, la mia famiglia a Napoli, trascinarli fino a Caiazzo, quando capisci, pizzeria ovunque a Napoli. La pizza con l'ananas. Cioè, proprio, tornatene in Irlanda, non torna più. Avrebbero detto questo. Gigio, usi la planetaria? Sì, uso una Kenwood. A pizza fritta che ha fatto Enzo con la spiegazione del batti l'occhio e alto livello. Oddio, è fatta bene. Chiedono una roba che è interessante. Che differenze ci sono tra il metodo di impastare di Gigi, cioè dividere la farina a metà, e quello di Vincenzo e Antonio? Prima farina e poi acqua. Perché tu parti... in diretta. Io parto dall'acqua e riduco l'idratazione aggiungendo man mano la farina. Fondamentalmente uso questo metodo perché l'ho adattato a chi impasta a mano e quindi sì, buonasera! Che onore, signora! Buonasera, signora! Raga, allora vi hanno salutato, ma mia nonna non vi sente. Ma vi preparo una pizza, va buono? A me? È bellissimo, ragazzi. Stiamo assistendo alla storia. Allora, non mi dite niente, ma allora, stiamo un attimo. Fantastico. Ok. Mamma mia, bellissimo. No, dicevo, partire dall'acqua è sicuramente più semplice per persone che non hanno dimestichezza con gli impasti, che magari non si vogliono sporcare. È sicuramente lo step più basso. Alla fine, a livello di resa, non credo che ci sia una sostanziale differenza, però come livello di difficoltà, secondo me è più semplice. Ve lo posso dire perché ho utilizzato entrambi i metodi, li ho testati su circa un centinaio di persone quando facevo i corsi alle persone e risultava molto più semplice per loro partire dall'acqua, aggiungere man mano, ridurre l'idratazione e poi chiudere l'impasto che fare il contrario. Hai assolutamente ragione. Io ho una teoria poi, tra l'altro. Scusami Antonio, ti ho perso. Sì, dicevo che io ho una teoria su questa roba, nel senso che secondo me fino al 70% partire dall'acqua o partire dalla farina non ha grosse ripercussioni sull'impasto finale. Secondo me la differenza vera c'è quando poi si vuole salire molto di più con l'idratazione. Se tu vuoi fare un 85%, per esempio, parti dalla farina e poi aggiungi l'acqua e non l'opposto. Devi fare a filo, è chiaro. Secondo me. Infatti è la tecnica che si usa pure quando vuoi fare l'impasto con le farine, quelle senza glutine. Conviene partire così, anche perché là magari lavori con Ma infatti quando io avevo la planetaria facevo esattamente come fai tu, Gigio, cioè partivo dall'acqua, pure perché io in planetaria facevo impasti al 63%, quindi non è che avevi problemi ad incordare o che, e partivo dall'acqua, ma anche perché soprattutto a mano ti è più semplice, è proprio una mera questione di comodità, poi le differenze non ci sono, avendo testato tutti e due i modi, cioè non è che ci sono differenze nell'impasto. Attenzione ragazzi, qua la diretta sta per spaccare veramente. Antonio ha messo una pizza in forno. Ma la so perso, stavo a leggere i commenti. No, vabbè, è fenomenale. Antonio, per cortesia, puoi girare un po' con la telecamera così vediamo il tuo F1? Grazie.
non facciamo pubblicità, ma insomma sta lì, perché nasconderlo? Mi è piaciuto proprio il movimento, tu te lo sei perso, ma è stato proprio il movimento come del pizzaiolo, proprio quello... Navigato. Clicco e leva così, bellissimo. Anche questo secondo me è stato come assistere alla storia. Sì, l'ho copiato, pure questo l'ho copiato. Da Vito Jacopelli, un altro... Grande maestro Jacopelli, grande maestro. Ha fatto quel video lì in cui ringraziava Rocco Siffredi, che era... Bellissimo, è stato bellissimo. Ma a parte il fatto che Vito c'ha una passione per la pizza, raga, assurda. Io ho imparato un sacco di cose grazie a Vito. No, davvero. Antonio, chiedono come ti trovi con quella pala. Una chiavica. Come una chiavica? No, non mi trovo per nulla bene, ma ti spiego. Praticamente, essendo in metallo mascrauso, praticamente la pizza si attacca. S'azzecca sopra. Allora l'ho graffiata tutta quanta, se vedete, tutta graffiata. E adesso va un pelino meglio. Però no, non la consiglio granché. E quando fai idratazioni più alte si attacca, quindi? Sì. Non puoi provare un palino di legno? Pure se questa qui è la pizza integrale con lievito madre. Ma è stupenda. Questa qui c'è una idratazione abbastanza alta. È proprio alta l'idratazione questa. È una specie di 80%, roba del genere. Ragazzi, e la porto alla nonna. Si sono fermati gli orologi, ragazzi. Veramente una grandissima pizza. Arrivo subito, porto la pizza alla nonna e torno. Va benissimo, noi ti aspettiamo. Ok. C'è qualcuno di là che vuole entrare? C'è qualcuno? Abbiamo la stessa pala. Mi sa che c'è qualcuno che sta per entrare. Mi sa che la sto chiamando, insomma. Sento i passi leggiadri. Vediamo. La vera vincitrice di questa sfida. Sì. Avanti. Dai. Ce ne avevo avuto vergogna, mo così all'improvviso. Ciao Giovanni. Vieni. Ecco, signore e signori. Ciao Alice. Ciao. Allora. Com'era la pizza, Alice? Adesso lo puoi dire. Era buona? La verità. Era un 9 3/4, quasi 10 su 10. È aumentato. Era 9 3/4. No, era 9 3/4. No, sto pensando a 9 e mezzo. No, sei stato onesto, 9 3/4. Cosa ti posso dire a me? Cosa ti è piaciuto di più della pizza e cosa di meno? Di più i ceci, di meno l'avocado. Perché l'avocado non ti piaceva? Mancava sapore, insomma. Devo migliorare. Antonio, guarda qua che ti ho portato. Guarda. Ciao! Mi hai fatto morire di risate, Alice, sei bellissima. E tra l'altro hai un italiano invidiabile, ci sono pochissime persone che parlano come te. Brava. Parli molto meglio di Antonio, Alice. Sì, molto, molto meglio. Grazie. No, scherzavo. Non tu stai dicendo sul serio. Ma la verità. Cioè, quello poi, quando non lo guarda Antonio, fa, quello parla male. Ragazzi, guardate, hanno chiesto, ma senza impastatrice si può ottenere una pizza come quella di Vincenzo? Antonio, questa pizza come l'hai fatta? Quella lì di prima l'ho fatta a mano. L'ha fatta a mano, ragazzi. Quest'altra qua è impastata con l'impastatrice, tra l'altro vi faccio vedere. Vabbè, con la planetaria. Sì, quest'altra qua è fatta con la planetaria. Quella lì di prima era a mano. Cioè, raga, è la risposta. Sì, anche perché diciamo le cose come stanno, ragazzi, più alziamo l'idratazione e più le planetarie soffrono, perché non riescono a gestire in maniera efficiente impasti molto idratati. Non sono delle impastatrici professionali, quindi soffrono. E soprattutto poi dovete tenere il peso basso, perché altrimenti se superate la distruggete. No, più di 1 chilo di farina non ci va.
Eh Un sì. chilo di farina all'interno di una planetaria non va. Tu che hai? Che planetaria hai? Ma penso che sia simile alla tua, una Kenwood. Una Kenwood, sì. Sono abbastanza limitate a livello di peso, ma pure le KitchenAid. Sì, sì, è tipo la chef, un poco più piccolo il contenitore, la ciotola. Sì, Vabbè, devo qua. fate sempre attenzione con le quantità. Sentite ragazzi, Alice ci teneva a dire una cosa, voleva dare un giudizio estetico alle pizze, insomma, sì, alle vostre, perché ha detto io ho dato il giudizio a te, però non è giusto che abbia soltanto... Certo. Quindi giusto. io non mi assumo responsabilità, ve lo dico, c'è col cuore. Voce, bella. Vai, Alice. Allora, la pizza di Vincenzo. Beh, sembrava un po' la tua, tipo un po'. In che cosa, scusami? Tipo ha fatto la stessa cosa con l'avocado e i ceci, tipo sulla pizza. Ok. Allora, tipo, niente di nuovo. Direi la mia pizza era banale. Hai ragione. Ma perché Alice, no, ma perché Alice, tuo padre è comunque una fonte di ispirazione per tutti i pizzaioli casalinghi, quindi è normale che tendiamo a copiarlo. Devi vedere Antonio quanto lo copia. Io mi sono limitato a copiare i topping. E invece la pizza di Antonio, come ti sembrava? Sicuro non era banale. Attenzione, no! Ripeti, Grazie. Era bellissima, mi piaceva tanto. perché era Ma bellissimo. io Cioè, vediamo. Era una cosa originale, non l'ho mai vista prima d'ora, era bellissima la presentazione e mi piaceva. grandissima Alice, la bocca della verità. Cioè, solo a me mi ha fatto una chiave. Io pensavo che anche per Antonio avesse qualche parola dura, invece no. Allora ragazzi, Antonio, chiedono la farina che hai utilizzato. Scusate, io leggo qualche domanda intanto. Qui, Sì, allora, quella lì di prima era un quella di prima o integrale. questa di adesso? Dici entrambi. Quella di prima era Quella integrale. lì di prima era un integrale mista con una 00. La 00 era una bitella. Qualcuno Ok. vede i miei video saprà qual era. Quest'altra qua è praticamente, sul consiglio di Salvatore Leoniello, è un attimo, ho preso una chiave, mamma mia. sei emozionato ragazzi? Vabbè, sul consiglio di Leoniello, questa qui era una biga con farina forte, cioè una Manitoba, e una farina per pizza dal V260. Ci sta una Manitoba della Barilla e una farina per pizza della Divella. Tutte farine commerciali. Ah, che bel messaggio, mi avete fatto occupare la mente in questa quarantena. Grazie ad ognuno di voi tre. Grazie a te per la fiducia e per la pazienza. Michele. Grazie a voi ragazzi, davvero, grazie a voi che ci seguite. Secondo me questa è davvero la soddisfazione più grande, sapere che quel tempo che dedichiamo ai nostri video possano essere di conforto, anche aiutare le persone a fare pizze, a tenere compagnia, insomma, questa secondo me è almeno per me è la soddisfazione più grande. Vero. Leggo qualche altra domanda? Sì. Allora, chiedono, Vincenzo, vale per tutti, per una pizza a 24 ore di lievitazione, quale farina consigli? Ragazzi, dite una farina ognuno di noi, parte Alice. 24 ore di lievitazione, che farina consigli, Alice? Tu sì, la Caputo. Sì, la Caputo, quella rossa. Ma non solo la rossa, se faccio 24 ore, che cosa aggiungo secondo te? Metto un po' di Caputo anche blu, te lo ricordi quella blu? Ah sì, mi ricordo anche quella blu. O la Odlums, che è la farina irlandese, ma loro non la trovano, quindi diciamo Caputo, che è quella che trovo qui, che è più semplice. Ma siamo passati ultimamente alla Polselli, perché sono riuscito a trovare un rivenditore qui e abbiamo comprato 2 sacchi di Polselli da 25 kg. Uno vivace e l'altro quello blu, non mi ricordo come si chiama, tipo pizzeria. Sono interessanti. Per le 24 ore,
Però, insomma, se poi la lasci un po' al fresco, cioè lasci gli impasti al fresco, riesci a fare 24 ore senza problemi. Antonio, hai qualcosa da aggiungere sulla farina? Io vado su una farina commerciale ancora una volta e a me piace la Garofalo. Ok, la Garofalo, quindi si trova al supermercato. V260. Ok. Per quanto riguarda, allora vediamo qualche altra domanda. Vi chiedono se tacciate mai la farina? Never. Io sì, quando la devo pulire, raga, ma non quando la utilizzo. Io quando trovo i pappici dentro, quando trovo gli insetti. Oh ragazzi, guardate qua. Ragazzi, guardate qua. Attenzione, ragazzi, sono fermati gli orologi. Guardate che bella sta pizza. Ma si vede? Bella. Sì, si vede, si vede. Allora, io setaccio, sai che cosa? Io setaccio lo spolvero dopo che l'ho usato. Sì, basta. se no si Lo unisce. setaccio per non buttarlo. Sì. Oh, aspettate, guardate cosa scrive Adriano Pengue. Ho imparato a fare l'impasto a mano grazie al video di Gigio. Ho comprato il forno F1 grazie al video di Vincenzo. Ora devo imparare a copiare grazie al video di Antonio. Scherzo, Antonio si grossa, conclude. Mannaggia la miseria, ragazzi, è bellissimo. Tutto ciò è bellissimo. Quali sono i segreti per non guastare la maglia glutinica? Un attimo solo. Vincenzo, questa è una domanda per te. No, aspettate, no, voglio bello e buono, ho visto la bambina, ho fatto, ma lì c'è andato a vedere lo schermo di sotto, perché un attimo stavo leggendo i commenti. Sì, come non stressare la maglia glutinica, raga, non dovete lavorarla troppo, cioè, allora, gli errori che si fanno sono o lavorarle troppo poco l'impasto, quindi non sviluppare la maglia glutinica, e l'altro errore è quello invece opposto, cioè stressare la maglia glutinica, lavorare troppo l'impasto quando poi in realtà non ce la fa più, no? E lo andate solamente a surriscaldare quando non serve più a niente. Se vedete, è capitata la stessa cosa al video di Antonio, proprio al video della sfida, e che cosa ha fatto? Invece di continuare ad impastare, ha fatto un fermo macchina e ha recuperato in qualche modo l'impasto, ed è venuto un signor impasto con tutto che magari sembrava tutto perso. E poi direi anche forse quando fai i panetti, probabilmente stringerli troppo, soprattutto se si fa lo staglio tipo 6 ore, 7 ore prima, stringerli troppo non è proprio una grande scelta, perché magari se arrivi a filo li puoi quasi strappare, insomma, li stressi inutilmente. Poi alla fine non vi so dire, perché non ho mai provato a fare a confrontare, diciamo, il panetto molto stressato contro quello, però mi sembra di vedere che quando lo stressi troppo può cedere a un certo punto. Allora ragazzi, vi chiedono un forno elettrico economico, avete qualcosa da consigliare? Che non sia l'F1, immagino. Sono i Ferrarini, però sono comunque No, io penso qualcosa a metà strada tra il Ferrari e l'F1. No, non lo so. Di quella tipologia non credo che esistano ancora, sinceramente. Non credo che le aziende abbiano investito in questa cosa qua. E lo modificate. Con il forno a legna l'idratazione serve più alta? Secondo me no. Raga, dipende sempre da quello che volete fare. Partiamo da questo presupposto. Se volete fare la pizza come la fa Michele a Napoli, 63% hai voglia di fare. Se volete fare altri tipi di pizze si sale di più con l'idratazione, ma dipende sempre da quello che volete fare. È vero, e poi chiaramente cambia anche la lavorazione, cambia la stesura, cambia tutto. Quindi se fate una pizza molto idratata dovete fare attenzione anche alla stesura, perché se non utilizzate una farina in grado di reggere bene l'idratazione rischiate comunque di romperla in fase di stesura. Quando la girate, se usate un forno tipo a legna o un forno tipo l'Ardore, Rockbox e compagnia bella. Allora chiedono, Gigio, nella ricetta del tuo impasto, quando va messo l'olio e lo zucchero? Allora, l'olio e lo zucchero in realtà va messo all'inizio, perlomeno io metto all'inizio, però mi hanno detto, però guarda che se tu metti l'olio all'inizio, in realtà l'olio crea una sorta di barriera, però ho fatto le prove,
in maniera empirica, o lo metti all'inizio o lo metti quando già hai unito una parte della farina, cambia ben poco nella struttura, almeno quella visibile. Quindi generalmente io ricordo che mettevo lo zucchero all'inizio, lo scioglievo insieme al lievito e poi dopo successivamente aggiungevo l'olio e quindi facevo andare un po' l'impastatrice e poi man mano aggiungevo le farine. Facevo così. Ovviamente parliamo di zucchero e olio per impasti che poi vanno cotti in forni casalinghi per cercare di diciamo esaltare il colore, ma non è un qualcosa che si usa nell'impasto della napoletana classica, perché sennò qua mi fucilano, proprio mi fanno effetti. Piccola richiesta tecnica, Antonio, chiedono se puoi mettere il telefono anche tu in orizzontale perché si vede meglio, se puoi. Ok. Ok. Oh, è bellissimo adesso, guarda, si vede tutta la luce lì, il grande setup. Volete vedere com'è? Facci vedere, guarda. Sì, ragazzi, volete vedere? Guarda, non Allora. aspettiamo neanche le risposte, sì. Questa qui è la cucina, che è più o meno l'ambiente che conoscete bene tutti quanti. Io penso di conoscerlo abbastanza bene. Ok, poi di qua c'è il salotto, praticamente lo stesso ambiente. Alexa, accendi il salotto. Adesso ho dato fastidio a tutte le persone a casa che hanno Alexa in casa. E poi ho di qua lo studio, quindi ho questi tre ambienti. Poi che cosa faccio? C'ho la camera principale di là, c'ho una camera frontale qui e c'ho questa qui piccolina che riprende dall'alto. Questo qui è una luce di qua. Questo qui è il setup. Grazie. È bellissimo, è bellissimo. Alexa, spegni salotto. Alexa, accendi salotto. Ragazzi, hanno scritto, oddio, addirittura il trio, adesso piango. Ragazzi, non è che siamo la Trinità, un trio molto meno importante. Sì, ma proprio ci odiamo, diciamo la verità, insomma, finisce a coltellate. Sì, ragazzi, penso proprio di sì. Insomma, è chiarissimo, non ci stimiamo e facciamo sta roba soltanto per occhio del pubblico, quindi specialmente... Sia per l'occhio del pubblico, sicuramente, perché a noi fa piacere, però è proprio una cosa che a me mi piace proprio. Cioè, se non mettevo le telecamere, mi mettevo a registrare, io comunque mi stavo a fare impastini, mi piace proprio. Ma allora, mi piace la pizza da mangiare? Abbastanza. Allora, Guagliù, tipo malato di pizza, però. Mi avete deviato il fidanzato, tutti i venerdì in pasta per le pizze del sabato. Allora, meglio sciogliere il lievito nell'acqua o mischiarlo alla farina? Ma dipende, se usate il lievito madre, secondo me è meglio scioglierlo nell'acqua. Se usate il lievito di birra, magari ci sta chi lo sbriciola nella farina e non cambia moltissimo. Ma perché, raga, l'uni coda è a legna? No, c'è un altro uni che si chiama Caru, che è a legna. Ah, ok, perché dice perché non usate l'uni a legna? Ah, raga, scusate, un tema che secondo me può essere carino, ma il forno a legna ad oggi può ancora essere considerato un upgrade, cioè comunque un qualcosa di migliore rispetto a un forno elettrico o a gas performante? Restituisce qualcosa in più in termini di sapore, in termini aromatici? No. Chi va? No, ragazzi, no. Io quando ho fatto il corso per mesi ho provato il forno a legna, anche perché in sostanza il tempo di cottura è così breve che la legna non ha modo di dare un qualche aroma, che 90 secondi, che cosa ti dà? Cioè non potresti avere nemmeno un'affumicatura, fra virgolette, perché è talmente veloce la cosa, poi fra l'altro la devi anche tenere lontana dal fumo, esatto. che non è che ti restituisce. Però dico una cosa io, se mi permettete. Io prego. in di massima sui 450 gradi, diciamo che la penso come voi, però ci sono alcune pizze che cuociono a temperature molto più alte, alle quali, per le quali il forno elettrico non va bene ancora, magari in futuro ci saranno,
al momento che ne so, la pizza di Sorbillo cuoci in 45 secondi, la pizza di Michele a Forcilla cuoci in 45 secondi. Quelle pizze lì non le puoi fare in un forno elettrico, quindi dipende sempre dal prodotto che vuoi fare. La pizza casertana, per esempio, per il forno elettrico va più che bene. Sì. Sì, è vero. E poi secondo me... Posso dire una roba? Mm. Allora, siccome io ho le pizze e tra poco le perdo se non le faccio, vogliamo fare questa roba di annunciare il vincitore? E poi io purtroppo devo lasciarvi che devo finire questo video che avevo già in programma. Va bene. Va benissimo. Allora, ragazzi, io adesso condivido lo schermo. E allora, levo qui dal full screen. In realtà il video è già qui, dovrebbe essere qui. Adesso metto il video. Antonio, mi hai copiato la nonna. Okay. Allora, ragazzi, ditemi se vedete Antonio e sua nonna. Sì. A schermo intero? Sì. Perfetto. Io adesso aumento il volume così voi sentirete l'audio del video, ok? Ci siamo? Aspetta, ma tu pure... Dici. Anto, tu lo vedi? Perché io vedo il nostro video qua sul... Ah, ok, adesso lo vedo, adesso lo vedo. Su YouTube vedo ancora noi tre al momento. No, su YouTube adesso a me compare... Ok. Io vado. Ha visto. Ok. Allora, partiamo con una. Questa qui è una. Come va? Sono tutti quanti ceci, avocado e panna. I ceci pure. Ceci, avocado, sono tutti e tre gli stessi ingredienti. Sono diverse le pizze. Questa è la prima. Come va? È una novità per me, perché niente che ho visto fino a mo', no? Allora, vogliamo darci dei nomi in codice? Sì. Tipo ci sta Falco 72. Falco 72, Griglia Pizza 1 e Griglia Pizza 2. Ok, questa qui è la foto di Falco 72. Come pare questo? Ma un chilo il bordo giorno tuo. La gente c'è qualcosa, ma lei prosciutto qualcosa, però è vuoto, vedete che c'è tutte queste bolle d'aria. Ma là, c'è là il bordo doppio. Il bordo è vuoto. Vabbè, comunque questa qua è una... E poi questa qua è la prima era di Griglia Pizza 1 e questa qui è di Griglia Pizza 3. Questa è una faccia che buono, però devo vedere. E uno ti ricava dai che mi dice ma tu dici americano? Vabbè, questa è corruzione. È corruzione, no, non è possibile, io non ci sto. No, ma io non so che... Allora, siccome ho vinto io e la mia era io, adesso la nonna la deve pure assaggiare. Mo lo tocco, signore. L'avete voluto farmi vincere. Eccoci qua, ragazzi. Possiamo dirlo allora, possiamo annunciare il vincitore secondo la nonna di Antonio e chiaramente Antonio. La nonna di Antonio era talmente convinta del vincitore che non ha voluto assaggiare la pizza. L'unica pizza davanti a lei non l'ha voluta assaggiare. Era proprio convinta della sua scelta. Volevo morire, ma solamente che ci rimasi male, le hanno assaggiato. No, però cavolo, Antonio, ma a mezzanotte tua nonna avrebbe dovuto mangiare la pizza con l'avocado. Cioè... Era mezzanotte e la nonna era in pigiama, come avete potuto vedere. E quindi... Sì. Tra l'altro ci sono delle rivolte, vedo, nelle chat. Chi dice che doveva vincere Vincenzo, chi dice che doveva vincere Gigio. La maggior parte delle persone dice che doveva vincere mia nonna. Ma infatti, no, secondo me prima classificata Alice, seconda tua per diciamo il giudizio critico, ok? Allora, nemmeno un ispettore Michelin avrebbe recensito così bene le pizze come ha fatto Alice.
Poi, secondo tua nonna, personaggio rustico, ruspante, e poi tu. Buttato proprio là, e poi tu, E insomma. tu sei il griglia pizza numero 1, 3, non mi ricordo. Antonio, allora... Oh, dove è finito Antonio? Antonio non... Se ne già sta già con Lionillo. È pazzesca sta cosa qua. Ragazzi, mancano 6 minuti alle 9, però penso che a sto punto forse possiamo quasi chiuderla qua. Le domande continuano. Alice, vuoi aggiungere qualche cosa? Volevi aggiungere qualcosa di importante? Sì, ho dimenticato di dire tipo 2 cose della pizza di Antonio. Aia. Vai. Non mi è piaciuto l'aspetto dell'avocado. Perché? Cioè, non mi piaceva il colore, tipo... Tu come hai fatto? Hai preso un avocado. No, hai preso un avocado e hai aggiunto qualcosa. Tu. Panna. Sì, tu hai aggiunto la panna. Mm-hmm. E non mi piaceva il colore, poi era leggermente bruciata. Ah, boh, mo stanno nascendo tutti i difetti. Mo che ha vinciuto Antonio. Prima no, tanto bella, tanto originale. Poi ha vinciuto Antonio. No, No, devo dire la verità, l'aveva dimenticato. No, sto scherzando. L'aveva detto, però in effetti Alice non ci abbiamo fatto una bella figura, perché mi sembra che siamo invidiosi e che questo fatto che ha vinto, siamo invidiosi. No, ma quando ma... Ah, lei lo sapeva molto prima, quindi sì, gliel'avevo detto in effetti. L'ho vista molto prima la pizza di Antonio. Vabbè, ragazzi, io vorrei salutare Antonio, però Antonio se n'è andato, ci ha lasciato così. Secondo me doveva andare in bagno e non ci ha detto niente, mi sembra chiarissimo, cioè a questo punto qua mi sembra davvero chiaro. Sembra che ci sia una cucina vuota. No, sembra, è una cucina vuota, non è che ha messo probabilmente uno sfondo virtuale e lui sta facendo i fatti. È arrivato. Perdonatemi. Vuoi salutare la nonna? Sì, nonna voleva essere salutata. Ah, la tua nonna? Sì, la nonna. Ah, ok, saluti la nonna allora. Ciao. No, perché ormai si sta trasformando in un video neomelodico, quindi cominciamo a salutare tutti. Un applauso circolare a Danilo Gallo, a Leonida, a Luca De Laurentiis, a Claudio Rivieccio. Sembra mai dire TV, magari ragazzi, magari. Differenza tra l'aggiungere olio e non aggiungerlo. Ragazzi, può cambiare un po' la colorazione laddove facciate una pizza nel forno di casa, ma anche lì può dipendere sempre dal calore, eccetera, eccetera. Il metodo combo inventato da Antonio è geniale. Grazie. Gigio, ma chi è questo Gigio, questa fantomatica persona, mezza napoletana, mezza irlandese? Ah no, quello era Enzo che adesso vive in Germania. Bravissimi. Vabbè. Ragazzi, qua siamo per giungere al termine, direi un'ora di diretta e di... Un'ora, il tempo vola, guarda. Il tempo vola. Abbiamo delirato per un'ora. Non sono appena è passata mezz'ora quando sei arrivata. Ragazzi, comunque la mia idea è che dovremmo sfidarci forse su altre cose che non siano necessariamente le pizze. Io proporrei, se voi ci siete, poi liberi di accettare o no, potremmo fare una sfida di sushi. Posso assaggiare? Ci sta. No, sushi. Ci sta. La pizza è calda e quindi sushi che si raffredda. Sì, guarda, il tempo di trovare un po' di pesce fresco qui in Germania e lo facciamo. Allora, non è semplice, no, però al metro mi sa che lo trovo, no, perché non è semplicissimo, però lo possiamo fare, mi piace. Allora, in alternativa, la lancio lì, nel caso di non riuscire a trovare il pesce fresco, magari possiamo usare, che ne so, anche salmone tipo quello là affumicato. Va bene, insomma, i tempi sono quelli che sono. No, ma penso che lo trovo, il salmone, cioè alla fine si trova, un po' di tonno lo trovo. Che cavolo. Ok. Allora si può fare e tu assaggerai il sushi, te la senti di assaggiarlo? Però noi abbiamo detto sushi, non abbiamo detto pesce, la butto lì. Ah, boh, sì, il sushi si può mettere, insomma, pure sushi con la mozzarella puoi fare, la mozzarella di bufala, perché no? Ci può stare, il sushi giapponese, cioè il concetto alla base del sushi è questo. Mettono il pesce, ma il sushi si può fare con le verdure, con la carne, con altre cose, quindi... Vabbè, poi diciamo, quando lo devo fare faccio una chiamata a Vincenzo, poi faccio dire come lo fai il sushi? Io sushi stasera. Ecco.
Enzo, avevo pensato di fare un'altra cosa, no? Che me l'hai detto, guarda. Vabbè. Bene. Ragazzi, è stato davvero bellissimo stare con voi questa sera e con tutti coloro che ci hanno seguiti e davvero sono senza parole. La quantità di domande fatte, e mi scuso per il fatto che non siamo riusciti a rispondere a quasi nessuna domanda, però l'occasione era ghiotta per cazzeggiare in allegria e per parlare un po' di questi progetti, dei video che abbiamo fatto e rispondere a Oh, comunque, raga, posso dire una cosa? Anzi, due cose. La prima, stanno ancora 158 persone a vedere noi che vaneggiamo. La seconda, che chiedono più dirette. Quindi ogni tanto, cavolo, facciamolo questo briefing, questi cervelli che si riuniscono per... Oh no, ragazzi, voi della chat, che dite? Ci sta. E alterniamo sui vari canali, una volta sul canale tu, Vincenzo, Allora una volta su posso quello di tornare? Antonio, ce le giriamo così almeno tutti quanti possono avere delle dirette. Beh, non so, Antonio, tu ce l'hai le dirette, le puoi fare? Sei attivo con le dirette? Le dirette mi sa di sì, non posso fare le storie. Ragazzi, ancora sta lì con pochi utenti. Ragazzi, iscrivetevi, forza. Sto poverino qua, facciamo... Tra l'altro, giusto per dirlo, stiamo per fare la pizza di Leonielli in settimana, quindi se non vi iscrivete ve la perdete. Ho fatto un casino di roba. Stai dicendo? Allora io posso tornare. Se vuoi puoi tornare, certo, sei sempre un ospite molto gradito, soprattutto quando dovete fare pesci. Vabbè, ragazzi, allora... ragazzi, scusate, prima di attaccare, rispondete a sto Leonida, perché stanno tutti quanti... Allora, dice, ciao, ho acquistato Caputo integrale. La mia domanda è, facendo impasto 100% integrale, pizza al piatto cotta nel Ferrari G3, rischio che si strappi stresura? Mi dareste delle dritte? No, non ci sta. Però una cosa te la posso dire, siccome l'integrale c'ha parecchia parte cruscale, nel forno rischia di bruciare subito sotto, quindi occhio a quello. Devi fare attenzione però in stesura, perché appunto avendo questa parte più dura che non attacca, tende a strapparsi di più, soprattutto se la fai sottile. Se non hai la necessità di farla 100% integrale, io consiglio di unire una parte di farina integrale alla farina classica. Se invece hai la necessità di farla integrale è un altro conto. Però comunque io credo che dal punto di vista poi sia estetico che di riuscita, dal punto di vista dell'alveolatura, non credo che venga come una pizza invece 0-0, perché chiaramente la percentuale di cioè il modo in cui assorbe l'acqua è diverso, rimane più compatto. Come la vostra esperienza? Ma infatti, ad esempio, Antonio prima avevi fatto integrale 0-0, giusto? Che ha fatto un 30% 0-0 e 30% integrale, sì. Ecco, vedete, comunque ha messo una percentuale di 0-0 e una percentuale di integrale. E comunque lei ha fatto 80%, Antonio? Sì, è un 80% questo. E diciamolo, il 30% di integrale nella pizza così l'ha copiata da Coccia. Sì, è vero, lo dice, lo dice veramente. Lo dice. Wow, bravo Gigio, ottima citazione, perché sta roba qua che dici? No, proprio questo, dice mettete il 30% di integrale, non esagerate perché sennò viene una schifezza. No, dice praticamente in un'intervista, Anto, ma lo sai pure tu perché in un'intervista che gli fece Davide Civitiello, Davide Ricciardiello. Allora l'ho visto. No, diceva non potete mettere più del 30% in genere di integrale perché il cornicione non vi si alza, diventano chiumma pizza, è vero. Leonida ringrazia, Leonida ricorda che questa è Sparta. Conoscete la farina Futura? Sì, non l'ho mai provato però. Poi dice come ci regoliamo con farine senza W, quando non c'è scritto il W sulle farine. Di solito con le proteine che ci sono scritte, di solito, però non è che combaci sempre. No, è perché non sono soltanto glutenine e gliadine, ci può essere pure altro dentro. Quindi è un'indicazione di massima, però il passaparola, diciamo, serve a rinforzare questa cosa. Quindi se andate sui siti dove parlano delle farine, delle loro esperienze, potete farvi sicuramente un'idea migliore, tipo le varie confraternite o milioni di forum che trovate in giro. Posso salutare? Saluta. Ragazzi, Alice sta per andare via, attenzione. Ciao. Ciao Alice. Piacere. Ciao. Stai andando via veramente?
Ah, sì, ok. Non Scusa. si sa mai. Ok, allora, scusami, stavamo rispondendo a queste ultime Raga, domande. scusate, io vi ho fatto qualche domanda, solo che dovevamo chiudere la live, però la gente stava arrabbiando perché non rispondevamo. Ma raga, vi dico, era una diretta più per annunciare questa falsa vittoria di Antonio, quindi Esatto. scusate se abbiamo trascurato un pochino la chat. E queste. Sì, diciamo che me la sono venduta io, come dico, risponderemo anche alle vostre domande, ma sinceramente non credevo che potesse prendere questa piega il video. Tutta colpa d'Antonio, chiaramente, che mo sta infornando. Attenzione, ecco che Antonio apre lo sportello, infila la pizza, e segna un altro gol. Grandissimo gol in rovesciata di Antonio, che segna un'altra pizza. La sforniamo e poi dopo io vi saluto. Ci chiedono di invitare Sergio Mura come prossimo step. Ma quando io voglio bene a Sergio è un grande. Tutte le Sergio- volte che vedo i suoi video mi rilasso talmente tanto. E poi si vede che è proprio appassionato Sergio, mi piace un sacco. È vero, è vero, è vero, Sergio è un grande, davvero. Allora, domanda, quanto lievito madre per 400 grammi di farina e lievitazione 24 ore fuori dal frigo? Pochissimo. Mm. Una trentina di grammi, 30-40 grammi. Oh no, Gigi è più esperto di me con le video No, 40 grammi è pure troppo. Pure troppo. Sì, perché io uso 56 grammi per 12 ore di lievitazione per mezzo chilo di farina, per 480 grammi quando faccio il pane. Quindi in realtà dovrebbe essere meno, dovrebbe essere tra i forse 36-37 grammi. Una Ho roba detto, del per me hanno vinto i croissant di online. Assolutamente, che a questo punto copierò io. Se me lo consenti, li No, copio. io te lo consento, ma te lo sconsiglio. No, erano buoni, erano buoni. Gigio, quando finisci di aggiungere la farina 12-13, per quanti minuti va impastata? Quando la unisco all'acqua, quindi faccio la pastella. Sì, quando termini di aggiungere proprio la farina totale dell'impasto. Quando ormai è tutta unita. Esatto. Ragazzi, non più di 10 minuti, 12 minuti. Poi dipende, dovete vedere come viene assorbita la farina, quindi se poi l'impasto risulta bello compatto e non liscio, perché non risulterà mai liscio, però insomma non dovete vedere i grumi in giro. Ma tutte le pizze che sforna Antonio, chi se le mangia? Raga, Antonio si mangia a buio e pure pizza, cioè non vi preoccupate Questo che è vero. la fame ce l'ha. Mi sa di sì, mi sa di sì. C'è qualche altra domanda? Gigio, perché prima di usare il lievito madre va rinfrescato? Io non lo rinfresco e l'impasto è comunque ottimo. Ma infatti io non lo rinfresco mai prima di usarlo. Sarà un animale del lievito madre, però il mio semplicemente lo prendo dal frigo, lo stempero, prendo quello che mi serve e dopo che l'ho preso, quello che rimane lo rinfresco. Un'altra cosa, ti informo Gigio che sei stato invitato da Strapizzati Questo per un'intervista. Strapizzati Questo sarebbe il Montemagno, come è stato ribattezzato da Antonio, il Montemagno della pizza. No, però fa anche pizza in teglia, un piccolo canale che però è un grandissimo ragazzo appassionato di Piacenza. Gigio, il tuo lievito madre che idratazione ha? Allora, io unisco 80 grammi è bello idratato. Sai, non lo so, non me lo ricordo, perché quando sono partito, secondo me forse un 70%. Ragazzi, vi rispondo a questo commento perché devo fare i calcoli. Secondo me intorno al 70%. Ragazzi, birra madre o disidratato? Cosa preferite? Madre. Immagino il lievito. Madre, se fate chiaramente lunghe maturazioni, perché se dovete fare un impasto più diretto e breve, che non è possibile usare 150 grammi di lievito madre, quindi a quel punto conviene il lievito. Alice è andata via? Alice si è nascosta qua dietro che vuole fare il Okay. fotobombing, secondo me. Ogni volta che faccio la pizza, anche se uso la stessa ricetta, mi viene sempre diversa. Avete consigli da darmi? Ringrazio a Dio perché è un prodotto artigianale, deve venire sempre diverso. No, però c'è qualche cosa che forse non va... Non è stabilizzato, raga, purtroppo cambiando le temperature cambiano anche le varie
componenti a livello di gestione della maturazione, quantità di lievito, l'idratazione migliore. Tipo ad esempio in estate generalmente vengono sconsigliate idratazioni tanto alte. Ragazzi, un 70% di idratazioni a mano si riesce a fare. Antonio mo ha fatto un 80% a mano. Sì, sì, sì. Vincenzo, ti è venuto l'accento? No, magari l'accento emiliano, mi piace tantissimo. No, non ce l'ho. Ragazzi, Devi andare. Deve andare Venuto. Antonio, raga, quindi stacchiamo Sì. anche la live. È stato un Oh, piacere. ciao, buona serata. Pensato con tutte Grazie a queste tutti. cose. Ragazzi, scusateci se non siamo riusciti a rispondere a tutte le Non domande, vi ma pigliate collera, non vi pigliate collera. facciamo un'altra diretta e rispondiamo, dai. Ok? Allora, Ok. ragazzi, è stato davvero un piacere condividere questa oretta abbondante con voi e con chi ci segue in tutte le parti del mondo. E vi salutiamo e lo diciamo, ciao alla prossima. Ciao a tutti, come dicono i miei video. Ciao a Ciao, alla tutti. prossima, ragazzi. Ciao Alice. Ciao. Ciao ciao.